Partita ostica per il Valdagno, ultimo ad un solo punto, che oggi ospita un Arzignano in forma smagliante, secondo in classifica, reduce da 5 risultati utili consecutivi. Amici di Roblox, buonasera da Udino Bagge, benvenuti al Palalido. Tumiatti la mette giù per Zuccon, corre il contromovimento, stop il numero 10, conclusione, deviazione, corner. Nicolini, Soldà, una soluzione Bertinato, però va a destra da Valian Castrati. Castrati! Il diagonale che termina sul... Matteus. Zuccon a destra, Zuccon converge, poi col sinistro in tuffo Rubega, mette giù il numero 7 Matteus, fuori c'è Iabre, dentro ci sono Zuccon e Tumiatti che si muovono, la palla proprio per il numero 10 Zuccon, scucchiaia e supera Ulisse Rubega, aveva perso il primo tempo di gioco, Gianluca Zuccon recupera con un grandissimo gesto tecnico il cucchiaio che vale l'1-0 per l'Arzignano. Sempre presenti, ideate e ragionate proprio su misura per voi atleti le mix card di Roblox con replay in slow motion, info giocatori in sovrimpressione e tanto altro ancora. Contattateci attraverso i nostri canali o dal link in descrizione. Torniamo alla rimessa di Matteus su Iabre, verticale da Tumiatti che si gira, Rubega in uscita con la azione di Alberto Tumiatti, palla alta, qui ci arriva Castrati di petto, poi di testa, favorisce Casarotto e di fronte al portiere la... Casarotto con lo scarico, pressione di Zuccon e anche di Alberto Tumiatti, proprio il numero 9 col mancino, copre bene il palo. Conella prende Tumiatti, tenuto d'occhio da vita a distanza da Fami. Conella va lungo a cercare Castrati, stop di petto, palleggio di Castrati, Castrati! Gioca bonito di Castrati, gli è mancato solo il gol, ma anche Bertinato in mezzo. Palla poi toccata dietro, Tumiatti, scucchiaia per Iabre, quindi ripartenza Arzignano. Zuccon servito da Iabre, Zuccon! Sotto le gambe di Rubega, si sbilancia al Valdagno e l'Arzignano punisce come meglio sa fare, 2-0 con doppietta di Zuccon. Ongaro serve Sbicego guardando alla parte opposta, va al numero 2, ci ha provato René Sbicego, chiude in tempo le gambe. Alberto Tumiatti si avvicina, cambio di direzione di De Cristoforo, palla però dalla parte opposta, alta per Iabre che si coordina, deviazione, quasi rischia l'auto con Matteus. Tumiatti riceve, protegge questa palla, la scarica ai compagni maglia 10 che va al tiro, deviazione, poi di nuovo la seconda è quella buona, tocca ma non basta Ulisse Rubega e come nella scorsa giornata contro il Miti, Zuccon fa tripletta anche oggi in strepitosa forma. Qui ci va Tumiatti, ci crede, quindi l'anticipo del numero 9, il fallo di Ezechiel Nicolini che va direttamente su Tumiatti, non prende minimamente il pallone, secondo giallo per il 19 e quindi espulsione con Matteus, dietro ancora il numero 10 che allarga, De Cristoforo, il controllo di Suola, poi pesca Matteus, libero grazie anche alla superiorità numerica. Il gol di Matteus vale il 4-0 Arzignano. Con fame Zuccon che va alto sul pressing nel 4-0, Sbicego perde questo pallone, quindi Tumiatti messa dentro, deviazione, favorisce il tiro di Tumiatti, si stampa sul palo, poi di nuovo Zuccon trova Rubega. Contrasto, il rimpallo favorevole per il numero 22 Ciro De Cristoforo, una serie di finte davanti sul pallone, poi è tutto bene, la conclusione un po' strozzata. Mette giù Iabre, la chiama Matteus, servito invece De Cristoforo che va a cercare la sponda su Tumiatti che arriva, De Cristoforo col mancino di punta. Ongaro conduce orizzontalmente, pressato dal numero 15 Castrati, cerca Bertinato ma sbaglia, quindi Castrati, Zuccon, il tocco per il numero 15, Castrati! Ruba il tempo al portiere con un destro rapido, il numero 15 Feiza Castrati e si aggiunge al tabellino marcatori, 5-0 Arzignano. Bertinato invece scappa, vale lunga però per Arres che la aggancia bene, vince anche il rimpallo. Arres la tira addosso a Gonella, poi Ongaro ci prova. Arres, tocco sotto a cercare Sbicego, poi Tumiatti, pasticcio difensivo, l'aveva chiamata Gonella, Tumiatti la tocca e René Sbicego deve solo appoggiarla in porta, gol della bandiera per il Valdagno. Per Arres, cerca il tunnel, quindi sbaglia, gliela porta via Tumiatti di fronte a Rubega, bravissimo Rubega a deviare. Tumiatti col mancino, becca il numero 21, Magnita ancora il numero 9, stavolta prende le mani di Rubega. L'arbitro dice che basta così, una partita a senso unico al Palalido di Valdagno. L'Arzignano si impone per 5-1 sui pedoni di casa grazie ad uno splendido ed informissimo Zuccon. Continua invece il periodo buio del Valdagno.